Il Veneto produce il 50% delle patate dolci italiane. Dei 100.000 quintali, la metà crescono nei territori della provincia di Padova e di Treviso. Un segmento importante per l'agricoltura veneta. Per questo l'Università di Padova, Dipartimento di Agronomia, Animali, Alimenti, Risorse Naturali e Ambiente, in collaborazione con Opo Veneto, ha portato per l'ulteriore valorizzazione del prodotto con successo 2 progetti sulla sostenibilità nelle coltivazioni degli ortaggi. Il primo, dal nome Sospado, è stato dedicato in particolare alla patata americana. L'altro, chiamato Texo, si è occupato del compost, fertilizzante naturale. Entrambi i progetti si sono proposti di sviluppare processi di sostenibilità in orticoltura, vale a dire tecniche agricole rispettose dell'ambiente e che qualifichino le colture. Sono stati realizzati grazie alla misura 124 del PSR, Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Veneto. Con il progetto Sospado si è messo in evidenza come la patata dolce o americana abbia ampie potenzialità nel Veneto. Qui vediamo un campo a Sant'Alberto di Zerobranco. Le patate saranno pronte per la raccolta tra 3 mesi. Abbiamo l'obiettivo di aumentare le quantità commercializzate, il tipo di confezioni e soprattutto il periodo di commercializzazione. È sempre legato col progetto sulla patata americana, ne avete uno che riguarda il compost. Sì, come è noto per Opo Veneto la sostenibilità è un tema, è una missione importante. Il progetto Compost si inserisce perfettamente perché mira all'obiettivo di ridurre l'impatto ambientale delle coltivazioni orticole.